E ora parliamo di Prosecco. Al Castello di San Salvatore nel Trevigiano la 16ª edizione di Vino in Villa. Presente alla rassegna anche il sommelier di Palazzo Chigi che ci ha raccontato un po' di curiosità. Il Prosecco non manca mai, per esempio, in casa. Senta, il Prosecco è molto amato anche in Germania, ma la Merkel beve birra o vino? Beve anche la birra, però quando è a tavola beve rigorosamente anche vino, perché qui lo offriamo, la birra non la offriamo mai. Soltanto un presidente una volta venne che gli fu data la birra, ma era tanti anni fa. Chi era? Chirac. Ma solo perché l'ex presidente d'Oltralpe beveva esclusivamente vini francesi, altrimenti anche a Palazzo Chigi si sorseggia Prosecco, il re dei vini del Veneto, celebrato alla 16ª edizione di Vino in Villa, fra le sale e i giardini del castello medievale di San Salvatore a Collalto. I primi 4 mesi del 2013 ci danno un più 4,8% per quanto riguarda le vendite, che ovviamente ci incoraggiano. Tra le colline della DOCG superiore, solo 15 comuni nella Marca, decine di produttori hanno presentato le loro eccellenze agli operatori del settore e al pubblico, sempre numeroso. Oggi abbiamo scoperto dentro cosa c'è il Prosecco e c'è un sapore molto gradevole al palato. Una cinquantina di giornalisti, esperti provenienti da tutto il mondo, tra le novità della rassegna l'Academy per informare ed educare i consumatori. 12 minuti di filmato, anche in tedesco e inglese. Al termine un test per valutare le conoscenze acquisite, tutto anche online. Un metodo per far conoscere da vicino una denominazione che ha bisogno di essere spiegata. Ci fa capire bene la vera differenza del Conegliano e Valdobbiadene Superiore, del Prosecco. E ora gli spettacoli.